Ah, buongiorno Italia, che coma, che ragazzi, stanchissimo dal raduno, ma non è tanto dal raduno, dalle ore piccole che si sono fatte. Per ore piccole non intendo che sono andato a letto tardi, ma intendo che mi sono alzato presto. E quindi il mio corpo ormai è abituato a questo alzarsi estremamente presto, si è alzato presto anche oggi. Quindi, allora, aggiornamenti. Allora, primo sospettinato, traduzione in dialetto veneto, cioè in dialetto veneto, in lingua veneta, no? Nel caso appunto anche tu volessi apprendere un'ulteriore lingua per arricchire il tuo bagaglio culturale e sfondare così nel mondo del lavoro, e significa so tutto spettenà. Vedi tu? Ho i capelli tutti in sgaruzzai, come dice mia nonna, i capelli in sgaruzzai, cioè tutti così, no? Un po' trasandati. Secondo aggiornamento, mi hanno chiamato i sindacati, hanno detto che cioè, si è liberato un posto, quindi sarò da loro il mercoledì 13 alle 3:30. Vedo se riesco a registrare qualcosa con la GoPro, perché sto preparando anche diciamo una cosa che può essere utile a qualcun altro, ecco, insomma, diciamo di un bidone che mi sono trovato nelle ultime buste paga, soprattutto l'ultima, dove appunto ho avuto uno stipendio full time con straordinari, 13ª e 14ª inclusa, e TFR 1070 euro, quindi te capi. Poi altri aggiornamenti, sì, un aggiornamento brutto in tutti i sensi, anche noioso. Purtroppo io col Surface che ha Windows 10, questo può tornare utile a qualcuno, c'è un consiglio veramente che do caldamente, non iscrivetevi al canale beta di Windows Insider. Io ricevevo tutti gli aggiornamenti in anteprima, un paio di volte alla settimana. Cosa succede? Sono versioni beta, quindi sperimentali, trovi un casino di errori. Tu dici, ok, nessun problema, porto pazienza, fra qualche giorno esce la build, la versione successiva, no? E fin qua non fa una grinza quello che facevo io. Cosa succede poi? Quando ti becchi quella versione che ti sputtana magari la connessione internet o il Windows Update, che è il gestore degli aggiornamenti del computer, tu non puoi più passare alla successiva. Quindi nel giro di neanche un mese io adesso devo riformattare il tutto, il che per me è una grandissima seccatura, perché hai visto come sono pignolo col camper, lo sono anche con il computer, quindi c'è un ordine veramente estremo, ogni programma con le sue impostazioni personalizzate e tutto e quanto. Quindi insomma, i dati sono sempre al sicuro, sono nel cloud, ossia caricati diciamo su internet in uno spazio privato, e nei miei 2 mega hard disk esterni che ho qui sotto al tavolo, per carità. Però comunque è una cosa che porta via un 2 giorni, e io adesso col computer ci sto anche lavorando, e quindi capirai insomma che per me è un danno. Quindi adesso riformattiamo il tutto. Mi tolgo dal canale Windows Insider, quindi avrò gli aggiornamenti come tutti i comuni mortali, così posso passare all'altra news, che è le casse che sono arrivate, bellissime. Allora, sistema 2.1 cosa significa? Che abbiamo le casse, ok, quindi abbiamo una bella cassa. Poi ho visto che c'ha anche i Twitter, che non sono falsi disegnati come le altre, sono proprio veri questi qua. Quindi lì che vedi ci sono i buchi delle casse, ok, spaccherò, magari mi farò aiutare dallo zio che è molto più preciso ed esperto diciamo su questi tipi di lavoretti. Taglieremo la cassa, che qua è praticamente incollata, quindi con un seghetto, un qualcosa, piano piano. Questa cassetta qui la metteremo lì appunto nei buchi delle casse, e i Twitter faremo altri buchetti, uno qui e uno qui, in modo da avere tutto lì. Avrei potuto mettere le casse, dici tu? No, diciamo che è un legno bellissimo, ma è un colore diverso dal mio camper, e comunque le casse avrebbero occupato spazio, mentre così è una cosa sì carina comunque esteticamente, ma anche che non ti ruba spazio. Cioè vuoi avere le casse così a livello piuttosto che il cassone? No, è tutta un'altra roba, no? E 2.1 cosa significa? Che c'hanno il sub, è ancora sigillato, dopo lo apro, anzi fermo. Eccolo là, guarda che spettacolo di sub, il quale andrà poi lì nell'angolo. Vedi che avevo già messo nel sub vecchio i feltrini con lo strappo biadesivo, in modo che in corsa non vada in giro per il camper, non si muova. E poi, fatta caso, la dimensione del sub fa sì che resti bloccato nella ventolina, cioè anche la ventolina lì lo blocca, no? Quindi proprio non si è mai mosso, puoi tirargli i calci, quello che vuoi, che non si muove. E qui, se non te l'avevo mai fatto vedere, c'ho l'adattatore, lo sdoppiatore
della presa tedesca, questo te ne dà 3. Questo perché? Perché non so se ti ricordi, nelle puntate precedenti avevo preso la stufetta elettrica per quando mi capitano le aree sosta gratuite, così ti risparmi anche sul gas del riscaldamento, te capi. Ecco, e questa è bella, costa tipo 7 euro, però è comoda perché il computer ce l'ho giù, quindi non dà fastidio, dopo questo lo nascondo qua dietro, faccio una robetta fatta bene, e per la stufa ce l'hai proprio qui, quindi è estremamente pratico da utilizzare, hai capito? Ovviamente la stufa non la uso sotto inverter, perché so che tu mi farai questa domanda, assolutamente no, solo con le colonnine. Una stufa a risparmio, aspetta che non mi spacco a testa, è una stufa a risparmio energetico della serie 500 watt e 800 watt al massimo quando scalda, però comunque c'è sotto inverter, cosa vuoi che ti duri? Inizio a odiare questa macchinetta, inizio a odiarla veramente. Cioè io adesso non so cosa ho filmato, ti ho fatto tutto il discorso, ti ho fatto vedere il subwoofer qua che ho scartato, ma avevo fatto anche un video carino, ti ho spiegato come l'avevo messo perché non volasse mentre sei in corsa col camper, ho fatto vedere il mio sdoppiatore di presa tedesca. Ho iniziato a parlare dei consumi del portatile in questo momento, del risparmio energetico, anche se erano cose che avevo già detto in passato, e ho spiegato come funzionava il regolatore di carica. Adesso sinceramente, siccome come qualcuno sa che magari mi ha visto nella realtà come giro i video, qui è sempre tutto spontaneo, non c'è nulla di organizzato, non c'è nulla, difatti lo capisci se sei un videomaker dalle riprese del cacchio che io faccio, da come parlo, eccetera eccetera. E quindi per me ripetere una cosa che ho già detto mi dà veramente un fastidio bestia, quindi adesso aspetteremo quando mi arriverà l'estro che ti rifaccio sto discorso, perché sennò è falso, hai capito? Cioè io te l'ho detto spontaneamente, perché quando dici una cosa spontaneamente, no? Dici le prime cose che ti vengono in mente, le prime cose che vengono in mente sono quelle che già hai dentro, cioè non vengono rielaborate magari in base a, che ne so, la convenienza del momento. Questo è un discorso generale, ovviamente non c'entra niente con i pannelli, col regolatore di carica, però hai capito, i miei video funzionano così. Cioè quando io sta diavolo di macchinetta, porca miseria, che ha un pulsantino rec piccolissimo, duro, incastrato, nascosto, in più ha tipo un bordo, no? Per l'ergonomia, il design, che tu, cioè per schiacciarla devi andare col laghetto, e allora tu convinto di averlo schiacciato e non hai schiacciato e ti perdi un casino di video, e io un casino di video veramente li ho persi per colpa di sta roba. Vabbè dai, comunque oggi finiamo il backup, siamo al 49%, mi sto copiando anche il locale del Google Drive, che sarebbe un sistema di cloud che ti salva in automatico, ti sincronizza i tuoi dati su internet. Questa è una cosa che ti straconsiglio, però avevo fatto dei lavori di recente senza internet e quindi non c'erano sulla parte cloud, sulla parte internet. Io adesso sto copiando tutto fisicamente per sicurezza, non si sa mai, nell'hard disk, e così c'è tutto. Ho già copiato tutti gli ultimi video che ho fatto, ho scaricato la macchinetta, e anche 4 che avevo già montato che un giorno caricherò. Dopodiché vado mezz'oretta, un'oretta a trovare l'Alessia, che così avvio la formattazione, diciamo. Anche là, cioè non è un discorso di scroccare, ma se tu hai la possibilità di usare delle cose prendendo da altre fonti, che possono essere le colonnine gratuite, o un amico gli dici metto un attimo in carica una roba, eccetera eccetera, capisci che anche lì poi le batterie del camper ti durano di più. In questo caso ok, adesso sta venendo fuori il sole, problemi zero, però hai capito, farsi furbi, cioè tenersi sempre la bella scorta abbondante di batterie. A proposito di scorta abbondante di batteria, io mi metterei sotto carica i miei power bank. Eccoli qui i miei power bank. E io adesso vorrei farti un discorso veloce sul power bank, perché non mi ricordo se l'avevo già fatto mesi fa, e di solito quando mi chiedono dei pannelli, quanti pannelli ci vogliono, da 100 watt, 200 watt, e io cado sempre sul discorso, no ragazzi, dipende dalla qualità dei pannelli. Poi faccio sempre l'esempio dei miei power bank, anche se non sono pannelli solari, ma come esempio è veramente calzante, ci sta alla perfezione. Allora ti spiego, attento all'esempio. Io qui ho un power bank da 20.000 ampere capacità, no? Relativamente economico. Qui ne ho uno da 30.000, un po' più costosetto, ok? Da 20.000 a 30.000 non c'è neanche il doppio di differenza, no? Hai capito? Però, per chissà quale motivo, questo da 30.000
carica più o meno 10 volte più dispositivi di quello da 20.000 e dici, ma com'è possibile? Se li senti, questo è leggerissimo, questo è un mattone. Capisci come può essere uno da 20.000 leggerissimo che carica, non so, faccio un esempio, due tablet e questo qui infinitamente più pesante che ne carica 15, hai capito? Ma questo è da 20.000 e questo è da 30.000. Più o meno, prendi con le pinze quello che io dico, è così anche per i pannelli. Un ottimo pannello da 60 può caricarti il triplo di un pannello da 100 watt. E questo te lo garantisco, perché ci sono passato, ho conoscenza di pannelli, soprattutto quelli portatili che diciamo ne ho sempre usati, perché se insomma andavo in tenda o comunque facevo tanta bicicletta, però sono sempre stato appassionato di fotografia e di video, non bravo, appassionato vuol dire che mi piace, non che sono bravo a fare le cose. E quindi macchinetta fotografica, e il telefonino per le mappe, GPS, tutte quelle, comunque il navigatore, tutte quelle cose là, e la torcia, lo stop della bici, eccetera, capirai che mi serviva energia. Quindi ho sempre avuto il power bank dietro, questo inizialmente, questo è relativamente recente, e i pannellini solari portatili, e ti posso dire che anche loro ti dicevano capacità di carico 4 ampere addirittura, cioè che è una roba incredibile. Poi vai a vedere nella realtà delle cose, cioè quando lo metti proprio anche sotto il sole pieno, ovviamente capirai che questo power bank te lo carica in una giornata intera, lo attacchi al camper, te lo carica in un'ora e mezza, cioè capisci alla fine, cioè c'è tanto falso nelle cose che ti dichiarano, insomma. Un po' come quando compri certe macchine, sai, ti dicono consumi dichiarati 26 con litro, poi te la provi e fa 18, cioè porca miseria. E uguali pannelli, uguali power bank, uguali tutte le cose. Mia nonna mi ha sempre insegnato chi più spende, meno spende. Ovviamente poi questo deve essere anche abbastanza ponderato, con un po' di equilibrio, un po' di senso, no? Di buon senso, perché giustamente allora dice ok, allora io come macchina mi prendo la Ferrari, no, lì sei a livelli un po' troppo esagerati, paghi anche il nome, eccetera, eccetera. Però vedi anche altri esempi che io posso dire che ho provato, tipo magliette, jeans, cose da tra virgolette poco. Questo l'avevo spiegata un po' anche al raduno, no? Quando era venuto un po' fuori sto discorso. Io ho preso tipo delle felpe pagate, faccio un esempio, 20 euro ti durano 6 mesi. Ne compri quella di marca da 80, da 80 euro, però ti dura, non so, 10 anni. E allora alla fine dov'è che hai risparmiato? Cioè fai i calcoli, no? Cioè 10 anni diviso quei soldi lì è quello che hai pagato per l'altra, cioè capisci? Qua parliamo di qualità, però in fondo anche di prestazioni. Adesso scusa se ti faccio questi discorsi che saltano un po' da una cosa all'altra, però è tutto collegato. E un altro esempio che faccio sempre, e lo puoi ricollegare anche ai pannelli, gli accessori del camper, eccetera, perché parliamo sia di qualità che anche di prestazioni, cioè qualità intesa come durata e qualità intesa come compiacimento, soddisfazione, no? Che ti dà benessere, risultato, ecco, risultato. I mouse, e io fin da piccolo sono sempre stato un grandissimo appassionato di informatica, puoi immaginare che io di mouse nei miei vari computer ne ho cambiate decine e decine e decine. Cosa succede? Ma anche in relativamente pochi anni, no? Allora, mouse parti di 20 euro, 40 euro, 60 euro, 30 euro, 25, eccetera, eccetera, eccetera. Provate a immaginare che fortuna mi sono speso io di mouse, ok? Un giorno mi sono rotto le palle, perché dopo si rompono, oppure trovi sempre quello che è un pochino meglio, e anche questa è una cosa che ci frega, Quando tu prendi una cosa scarsa e dici ma sì per iniziare, e dopo ti passi subito alle superiori perché vuoi sempre qualcosa in più. Cerchiamo la via di mezzo. Allora io con sti mouse cosa ho fatto un giorno? Ne ho preso uno, mi pare che c'erano ancora le lire, da tipo 140.000 lire. E quel mouse lì però mi è durato tipo 11 anni, 12 anni, cioè una roba del genere, capisci? Però, a parte la durata, quindi il risparmio economico, ma io ho usato quel mouse per 12 anni avendo una qualità altissima, cioè 12 anni però usando un dispositivo precisissimo, solido, robusto, proprio lo sentivi, era bello pesantino, ultra preciso, ultra confortevole. Quindi alla fine vedi dov'è che hai risparmiato, no? Cioè prendendo tutti quei mouse. Un po' uguale anche ai pannelli, cioè io qua dovevo viverci
Invece di, perché ne ho trovati io su Amazon in giro pannelli a 100 watt a 100 euro, ma anche a meno. Ma e allora è stupida la gente che spende per un impianto fotovoltaico 1400 euro come ho speso io, cioè capisci? E io qui miei effettivamente, vedi, di mattina, ovviamente quando c'è un po' di sole, di prima mattina non faccio neanche tempo a svegliarmi che le batterie sono già piene, cioè capisci? Eppure alla fine ho solo un pannello da 100 e uno da 120, questo per dimensioni, se no ne avrei messi anche di più per poter strafare. Quindi poco conta che tu mi metti pannelli da 400 watt, 200 watt, che ne metti 10, c'entra la resa, ma questo vale un po' anche in tutte le cose, anche le batterie. Un altro consiglio che ti posso dare, quando vai a prendere le batterie per l'auto, per il motore, per la cellula, i servizi, tutto quello che vuoi, se tu tipo vai nel negozio fisico, no? Cioè proprio vai di persona, e ne trovi tipo 5 di fila, 6 di fila, no? Però stessa marca, stesso modello, cioè la stessa batteria proprio, no? Tu prendile tutte in mano una a una, scegli la più pesante, fidati è la migliore, prendi quella.